Nell'episodio precedente, che puoi trovare cliccando la I in alto a destra. Finalmente siamo riusciti a trovare dov'era. Dovrò farmi tutta la salita in piedi. Ah però. Se si andasse in una piazza d'Italia a chiedere a dei giovani, dimmi anche le prime strofe dell'Inno d'Italia, non tanti penso riuscirebbero a dare una risposta. Che questo video possa essere visto da qualche giovane e possa essere di buon auspicio. Da qua si buttano e ammirano tutta la pianura. Ma il Monte Grappa non è soltanto famoso per essere il monte sacro alla patria, ma anche per essere uno dei luoghi più rinomati d'Europa per il volo libero in parapendio e deltaplano. Il cimitero l'ossario che troveremo in cima al Monte Grappa è uno degli ossari più importanti d'Italia. La battaglia del solstizio. Comincia a fare giorno, ora il bombardamento è insopportabile, ma noi non cediamo. È il Grappa, la salvezza d'Italia. Guardate quanti tifosi abbiamo. Grazie mille. Ma che stavo venendo giù a piedi, Buon ritmo comunque, Oh, per voi, like e iscrivetevi subito. Dai, facciamo un po' di... lo seguiamo un pochino. Vai, vai, tu vai. In angolo più avanti c'è la macchina. Dai che manca poco. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Dopo la battaglia del solstizio, nei pressi delle porte di Salton, un fante della brigata Emilia scolpì su una roccia questa frase, a ricordo della vittoriosa resistenza delle truppe italiane sul Grappa contro l'attacco degli austro-ungarici. Dal 10 al 24 luglio 1918 il caporale Giuseppe Perozzi lascia il Monte Grappa e si reca a Vasto, Lanciano e Chieti in licenza speciale per esami. Ritorno a Cima Grappa, giovedì 25 luglio 1918. Seduto in fondo ad un carro bestiame, penso che la mia licenza è volata per incanto. Mi ritornano in mente i più dolci istanti trascorsi, mentre mi avvicino alla meta, Bassano. A Cassola mi sveglio da questo torpore e mi porto ad osservare il massiccio del Grappa, che si delinea maestoso tra il Brenta e il Piave. Ancora pochi minuti di viaggio e la tradotta si arresta quasi bruscamente. Sono a Bassano. Scendiamo e per non essere incolonnati e condotti a dormire in qualche camerone con paglia a terra, in 3 o 4 riusciamo ad eludere la vigilanza e a darcela a gambe. Fuori dalla stazione incontro il sergente Muccioli. Ci salutiamo e rievochiamo i momenti più belli della nostra trascorsa licenza. Egli porta a seco un mandolino, col quale si ripromette di trascorrere le ore più giocondamente. Non so dargli torto, poiché anch'io sono un appassionato suonatore di chitarra. A sera inoltrata giungiamo alle salmerie di Crespano, ove pernottiamo. Giuseppe Perozzi. 18° tornante, come state guardando? Ci siamo sempre più vicini. Oddio mio. Ragazzi, cos'è sta roba? Tanto fiato, tanto cuore, tanta forza di volontà. Lunedì 5 agosto 1918. Oggi il tenente mi ha chiamato e mi ha dato l'incarico di costruire una riservetta per munizioni in prossimità della nostra batteria. Incomincio i lavori. Togliamo un grosso blocco di pietra con fatica e sudore. Da questa riservetta viene estratto un masso che sarà trasportato a Milano per la erezione del monumento al Grappa. Nei momenti di sosta, servendomi di un binocolo, riesco a godermi nei minimi particolari l'incantevole panorama che si osserva dalla cima del Grappa. Riesco a distinguere benissimo il campanile della Serenissima. Si vedono anche le cuspidi di San Marco e la estesa laguna di Venezia. Treviso con le case più alte raggruppate verso il centro della città.
Mi soffermo ad osservare gli agglomerati di case di Cittadella e di Castelfranco. Guardate che paesaggio! Magnifico! 19° tornante! Fa sempre piacere l'affetto delle persone. Lì al tornante è bello che adesso... Sì, è bello che ti supportino quando ti vedono salire magari in qualsiasi altro mezzo, anche se non in graziella, anche quelli che sono saliti in quad. No, fa sempre piacere anche delle persone che non conosci. Sì, soprattutto per quello, perché magari chi conosci sa la tua storia, la tua vita. Ben bello, ora 19° tornante, ci siamo. Sì dai, manca poco. 28 tornanti sono, Sì, 28 tornanti, dai. Dai, che manca poco. Non molliamo, non molliamo. L'abbiamo fatto. Dai. Ne abbiamo fatti 19. Però adesso le pendenze... Vabbè, ma comunque tu ce la fai. Sono io che non ce la faccio. Dai, ti sei forte. Dai. Grande direttore sportivo. Dai, sempre avanti. Oh, guardate ragazzi che bella situazione qua. Ragazzi, noi siamo in mezzo, io sono in mezzo al bosco con la miraglia, guardate qua che storia, via sotto la galleria, come se fossimo nelle 52 gallerie del Pasubio. Dai che ce la facciamo a portare a casa anche questa. Adesso cerchiamo un posto dove fermarci e attendere il passaggio del gruppo. E dato che ha Bembe lo strumento per registrare, io estraggo il piano B. Sì, ok, non avrà la stessa stabilità, però voglio farvi vedere che lì non posso mollare la mano. Vediamo se faccio la pazzia. Eccola lì, inquadra. Lì c'è la galleria. Mamma mia ragazzi, da paura. Tanto dobbiamo a questa salita, tantissimo. Adesso leggera discesa e poi, mamma mia, e poi il pezzo duro. Come nelle 52 gallerie del Pasubio. Adesso mi metto qua vicino, fuori dalla strada, e facciamo 4 chiacchiere tutti insieme. Oh ragazzi, riuscite a vedermi? Sì, sono sempre io, la miraglia che segue il primo personaggio di questo canale nelle sue avventure. No, niente. Volevo solo dire che mi sono fermato in un bel posto molto più avanti, così gli do corda, lo lascio, vediamo. Gli do corda, lo lascio andare, lo lascio correre, lo lascio pensare, perché anche la testa è importante. Non so se ve l'abbia detto, ve lo dico anch'io, che su queste cose sì, il fisico c'è, ma a volte bisogna anche lavorare tanto di testa. E siamo quasi vicini alla meta, manca poco. A dopo. Oh ragazzi, è difficile guidare e vloggare, però almeno qualcosa cerchiamo di farlo. Oh ragazzi, guardate che ho incontrato buon Manu. Adesso vediamo se riesco a superarlo. Poi pantani! E se no, pedali! È bello essere qui in montagna con le montagne, le luci, i pascoli. Babbo Natale! Guardate ragazzi, tra poco ci sono anche le mucche. I sassi! Che belle storie. Adesso vediamo se arriva il nostro eroe da qualche parte. 3 hours later. Eccolo qua il nostro eroe che sta arrivando. Dai che ci sono anche le mucche che fanno il tifo. Vacche! Mucca! Qua inizia il tratto duro. Sì, adesso lo vedremo anche salendo. Pronti? Sempre dall'alto, come dicono i buoni fotografi, perché sennò dal basso viene fuori male. No, comunque io volevo dire che stiamo mangiando, e però sì, possiamo anche guardare la marca. Oh, per favore inviateci le barrette, perché sennò lui non riesce più a farcela arrivare su grappa, È vero, anche perché costano. Sì, quando è che scadono? Queste 2020 avanti Cristo. Avanti Cristo, no, settembre 2020, siamo ancora in settembre, quindi vanno bene per fare grappa, ovvio.
Campo Croce, siamo arrivati. Proviamo a fare una inversione. Vai, ciao! Ciao capo! Ciao, aspetta che ti fa. Aspetta, vieni incontro. Ecco, abbiamo alcuni fan. Manuel Cosimo Muglia su YouTube, mi raccomando, guarda già che c'è il video sul Giro d'Italia. Cronometro Conegliano Valdo Biadene. Ciao. Inviti da corsa però. Bello sempre che persone sconosciute facciano un saluto e capiscano il valore e la fatica di fare il Monte Grappa da Semonzo in Graziella. Però il gesto, ve lo ricordo, è per rendere tributo, come la scritta sull'ossario, sul Monte Grappa, ai caduti del Grappa, ai nostri connazionali. Guardate che bei cavalli. Ciao. Ho veramente simpatia per gli asinelli e per le scimmie perché sono festose, sorridono, ridono, e poi gli asini perché sono veramente animali da lavoro, forse sottovalutati, quindi della serie nessuno li vuole, però li prendo io perché sono veramente animali con un cuore grande. Ragazzi, siamo quindi a 1500 metri sul livello del mare, dobbiamo arrivare a 1745 metri. Dopo Campo Croce inizia il pezzo più duro e qui è da stringere i denti. Ho mangiato una mezza barretta, mezza l'avevo iniziata a mangiare prima di partire. Ho preso un gel, bevuto come al solito, però non voglio spaventarmi, stringerò i denti e andrò sempre avanti per voi. Dai che andiamo. Scorta a Torri di Quartesolo, mercoledì 14 agosto 1918. Nel pomeriggio avrei dovuto accompagnare un soldato a Torri di Quartesolo, vicino a Vicenza, per riposo. Partiamo subito con tutti i fogli in regola e montiamo su di un camion. Facciamo allo scoperto il tratto del Passo della Morte a velocità pazzesca. Il conducente la conosce bene, in quanto la zona è sottoposta a continui tiri di artiglieria. Un po' più al sicuro scendiamo a velocità moderata verso Semonzo, attraverso parecchie gallerie praticate dal genio lungo la strada camionabile. Il panorama che di quassù si gode è meraviglioso. A piedi della montagna, a Semonzo, l'autocarro si ferma e noi a piedi proseguiamo fino a Bassano. Ragazzi, è un tratto duro. Giovedì 15 agosto 1918. Alle ore 10 ci rechiamo alla stazione di Bassano e dopo 2 ore la tradotta finalmente parte. Al tramonto siamo a Vicenza, che vedo per la prima volta. Questa città mi fa un'ottima impressione. Usciti dalla stazione imbocchiamo un viale alberato molto bello e ci dirigiamo verso la città. Per giungere a Torri di Quartesolo dobbiamo percorrere circa 10 km, ma gambe in spalla, e via fuori da Vicenza, uscendo da Porta Padova. Tratto duro, si stringe i denti, cerco di risparmiare ossigeno perché i muscoli ne hanno bisogno. Dai globuli rossi, pompate ossigeno.